Ancora lui, Salvatore Lauricella del Partito Democratico, è il più ricco tra i 30 consiglieri comunali di Agrigento. Nel 2010 il vicepresidente del Consiglio ha denunciato un reddito lordo di 148.866 euro, mentre nel 2009 aveva guadagnato oltre 225.000 euro. A seguirlo c'è la pattuglia dei medici. Il secondo paperone di Sala Sollano è il dottor Giuseppe Alfano del PDL, presidente del Consiglio Comunale, che ha dichiarato 135.125 euro. Sul gradino più basso del podio Nino Amato con 117.254. Poi Giuseppe Gramaglia, adesso assessore della Giunta Zambuto, che ha dichiarato nel 2010 un reddito lordo di 116.000 euro. A distanze siderali vi sono il consigliere comunale del PD, l'avvocato Giuseppe Arnone, con 52.874 euro, candidato sindaco di Agrigento. Sergio Burgio, che nel 2010 ha dichiarato un reddito lordo di 43.570 euro. Ed ancora Roberto Calì con oltre 48.000 euro, Carmelo Callari con 46.192 euro, Andrea Cirino con 42.797 euro. L'elenco continua con Fabio Cordova, che ha dichiarato 50.992 euro, Giuseppe Cumbo con 51.114 euro, Giuseppe De Francisci con 30.775 euro ed ancora Giuseppe Dinolfo con 25.309 euro, Giuseppe Di Rosa 21.082 euro, Davide Lopresti con 19.587 euro. Il consigliere dell'MPA Piero Marchetta nel 2010 ha dichiarato un reddito lordo di 62.741 euro, Giuseppe Miccichè 89.380 euro, Carmelo Piccarella 30.144 euro, Angelo Principato ha dichiarato nel 2010 un reddito lordo di 58.590 euro, Giuseppe Raccuglia di 23.707 euro, Giuseppe Salcedo di 37.636 euro, Alessandro Sollano di circa 51.000 euro, Roberto Vella di 40.090 euro. La più ricca tra le donne è Maria Pia Vita, che ha dichiarato nel 2010 un reddito lordo di 82.629 euro, seguita da Carmela Vaiana con 35.781 euro ed Elisa Virone con 22.934 euro. I più poveri sono l'assessore Maurizio Calabrese con 18.205 euro, Angela Galvano con 18.318 euro ed Ennio Saeva con 18.543 euro. Marco Zambuto è tra i sindaci più poveri d'Italia, ha dichiarato nel 2010 un reddito lordo di 67.655 euro circa. Non ha nessuna proprietà immobiliare e nessuna partecipazione a società. Ed inoltre Marco Zambuto non ha nessuna auto di proprietà e, come bene ha dichiarato, di possedere soltanto una Vespa. E povero, si fa per dire, anche l'assessore all'urbanistica Salvatore Bottone, che ha dichiarato un reddito lordo nel 2010 di 30.000 euro. L'assessore alla pubblica istruzione, il medico Renato Bruno, ha dichiarato 85.176 euro. L'ex assessore Fabrizio Campagna ha guadagnato nel 2010 31.340 euro. Il più ricco in giunta è stato l'ingegnere Renato Buscaia, che ha dichiarato un reddito lordo di 107.698 euro. Reddito quasi nullo invece per il neo vice sindaco Alfonso Montana, che nel 2010 ha dichiarato un reddito lordo di 7.465 euro. L'assessore Piero Mirotta nel 2010 ha guadagnato 15.903 euro. Rosalda Passarello, assessore al verde pubblico, 45.178 euro. Giuseppe Putrone, 35.402 euro e infine Luca Spinnato, assessore al turismo, 37.913 euro. Spero di dare il mio contributo. Felice di